Ciao ragazzi, oggi sono nelle campagne di Isola della Scala, in località San Gabriele. Sono venuto qui perché voglio raccontarvi la storia di Laura, laureata in Accademia alle Belle Arti, appassionata di fischietti, che sono diventati la sua vita, ma pensa un po'. Perché i fischietti? Ma in realtà credo siano stati loro a trovare me ad un certo punto e mi piace molto l'idea di poter dare vita a un pezzo di argilla. Il fatto, tra l'altro, che poi questo pezzo di argilla prenda vita tramite la persona che ci soffia dentro e quindi che un po' del suo soffio vitale, della sua anima, insomma, passi attraverso l'oggetto e quindi gli dia voce. Fischietti o cookie? Perché si chiamano così a Vicenza. Sì, ok, però sono fischietti in ogni caso. I cookie sono dei fischietti bitonali, ovvero che fanno due suoni e riproducono quello che era il suono del cucù. I miei sono dei piccoli fischietti o grandi, politonali, quindi che spaziano, vanno anche oltre i due suoni. Arrivano fino a 5, 6, 7. Fare fischietti sembra facile, in realtà è un'arte, con delle regole ben precise da rispettare al millimetro, letteralmente, altrimenti tutto il lavoro rischia di venire vanificato. Sentite. È una costruzione quasi millimetrica, tanto che se si sbagliano determinate inclinazioni o il modo in cui combaciano determinati fori, si rischia che l'oggetto non suoni più. Chi è che ti ha insegnato a fare tutte queste cose? È stata una signora del mio paese che ad un certo punto mi ha contattata chiedendomi se volevo fare fischietti. Io subito nemmeno sapevo di cosa stesse parlando e mi sono lasciata prendere da questa proposta e poi ne è nato un vero e proprio amore. La cosa che più mi porto nel cuore è proprio il fatto che quando lei ha fischiato all'interno di un fischietto, io mi sono stupita e credevo di non esserne più capace. Cosa è scattato? Cosa hai sentito per dire io ho una laurea all'Accademia, ma mi metto a fare i fischietti? Cioè, cos'è che scatta in una ragazza? Allora, ho provato tantissimi lavori, tanto che lavoravo in palestra fino all'anno scorso e diciamo che nel tempo le porte si sono chiuse tutte da sole e questa invece è stata una passione che mi ha sempre accompagnata nel tempo e ho detto ma perché no? Perché non adesso? Che cosa devo aspettare? E ci voglio provare. Ma alla fine, qual è l'anima di questi fischietti? Qual è l'emozione più grande nel tuo lavoro? Beh, sicuramente quando apro il forno e ho l'ansia, diciamo, da prestazione perché tutte le volte è una sorpresa e non so mai se ho dato gli smalti nel modo corretto, se si è rotto qualcosa, quindi è sempre davvero emozionante aprire il forno. Cosa raccontano questi fischietti di te? Raccontano un sapere tacito, come lo chiama Sennett nel suo libro, che è quella memoria che ormai è impressa nelle mie mani e che io ormai, come dire, lascio è la mia impronta che viene lasciata in tutti i fischietti che costruisco. E poi c'è anche un po' di me in tutti i fischietti che faccio suonare per la prima volta. E racconta anche qualcosa della tua terra, un fischietto? Beh, in realtà sì, un po' perché diciamo racconta l'amore che ho sempre avuto per la terra vivendo comunque in campagna ed sono sempre stata legata a questo ambiente. E poi anche, essendo mezzo sangue vicentino, racconta le mie origini, quindi mi riporta al ricordo della mia nonna che era proprio delle montagne di Asiago. Cosa sogni, Laura? Io sogno di essere una ceramista, di diventare una ceramista e di portare il suono nella ceramica. E questo alla fine è il suono del sogno di Laura. Vai Laura, perché tu da grande farai? La ceramista fischiettante.
Tara. Non cambia dubbi. Grazie davvero, Grazie a te. grazie Laura, una storia bellissima, una passione che cresce e che speriamo veramente che viaggi sulle note della passione, bitonale ovviamente. Ciao ragazzi! Ciao!